Bomba dell'ultimo minuto. Il Napoli sta per sorprendere il calciomercato con un ingaggio internazionale che promette di rafforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione. Le speculazioni suggeriscono l'arrivo di un talentuoso giocatore giapponese a giugno. Restate con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questo possibile affare che sta agitando i retroscena del calcio italiano. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro amato Napoli. E ora andiamo subito al sodo. Secondo il giornalista Massimo Sparnelli, il Napoli starebbe per ingaggiare un giocatore giapponese, la cui identità non è stata rivelata ufficialmente. Si tratta di Yukinari Sugawara, un terzino destro di 24 anni che attualmente milita nell'AZ Alkmaar, in Olanda. Sugawara è noto per la velocità, la solidità difensiva e il costante supporto all'attacco. Caratteristiche che lo hanno reso protagonista in Eredivisie e lo hanno portato a far parte della nazionale giapponese. Il possibile arrivo di Sugawara al Napoli rafforza la strategia del club di diversificare e rafforzare la rosa con talenti internazionali. La dirigenza del Napoli è alla ricerca di giocatori che possono adattarsi rapidamente allo stile di gioco della Serie A e contribuire in modo significativo agli obiettivi della squadra nelle competizioni nazionali ed europee. La versatilità di Sugawara, capace di giocare sia in difesa che a centrocampo, offre al tecnico Antonio Conte ulteriori opzioni tattiche per la formazione della squadra. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Yukinari Sugawara sia un buon acquisto per il Napoli? Come vedete la strategia del club di investire in talenti del calcio asiatico? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.